Successivamente possiamo vedere la parte di inserimento delle azioni. Quindi se io navigo nelle azioni, potrei, cliccando qui, inserire una nuova azione. Qui vediamo, ci viene proposto un elenco di azioni salvate. In questo caso non ne è fatta nemmeno una, faccio nuova azione. E posso scrivere il dettaglio, che poi è lo stesso delle azioni che trovate, diciamo, lo stesso template tipo diciamo, di un PySC. Quindi quando volete mettere a punto una azione in un PySC, tipicamente si dice qual è il titolo, qual è il referente, quali sono le agevolazioni, cioè qual è il tema di appartenenza di questa azione, a che punto mi trovo nell'avanzamento, se poi c'è uno stato effettivo che voglio cambiare, magari nel corso del tempo posso modificare questa azione e cambiarlo, date e energia rinnovabile, risparmio energetico e riduzioni. Quindi potrei compilare queste informazioni adesso con dati casuali, per far veloce senza tediarvi con numeri e cose inutili, costi, eccetera, eccetera. Ci sono alcuni di questi che chiaramente sono opzionali, questi campi, no? Quindi io credo di aver messo tutti gli obbligatori, vediamo se me ne manca uno, ok, perfetto. Quindi ho salvato nel messaggio sopra, nella URL mi viene posto salvataggio avvenuto con successo. Poi eccola che mi compare sotto, quindi potrei rivedere l'azione, questa è diciamo, la card che mi viene proposta come riassunto dell'azione, potrei modificarla questa volta, perché se io voglio modificare, ho scritto male una cosa, potrei farlo, o potrei cambiare lo stato di avanzamento. Quindi se volessi, cioè questo per vedere lo stato di avanzamento, scusate, se volessi cambiarlo faccio modifica e lo modifico. O potrei cancellarla. Questo è il tipo diciamo, di modifica delle azioni. Un'altra cosa che si può fare è tramutare una buona pratica, che è poi veramente quella che mi interessa, in un'azione. Per cui se la mia simulazione iniziale di isolamento dell'involucro edilizio del cappotto, per esempio, può essere interessante svilupparla, perché ho visto, diciamo, tramite valutazioni interne, che ho un risparmio e quindi ho trovato i fondi per farla, premendo sul tasto giallo al centro ottengo azioni, quindi la conversione della buona pratica in azione, quindi posso completare questa con le informazioni relative. Sotto abbiamo precompilati i numeri che sono usciti dalla simulazione, già convertiti chiaramente, e qui ho gli stessi campi per inserire l'azione come volevamo. Quindi premendo salva me la riporta diciamo, lì nelle azioni.